Sono appaiate al quinto posto in classifica a quota 4 punti, una partita che rappresenta un crocevia importante per capire che ruolo queste due squadre possano giocare all'interno di un campionato sempre più equilibrato e competitivo. Amici di Fanner, appassionati di Lega Calcio a 5, buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra da Marco Barbaliscia. È la quinta giornata di Serie A. A sfidarsi la Roma Calcio a 5 in divisa giallorossa e Cresis in maglia bianca. Sulla destra prova a trovare spazio Delfino. Chiuso il numero 11, allora possibilità di contropiede per il Cresis con il numero 8 che si trova tu per tu con il portiere. Bravo a respingere la conclusione. Il controllo però è difettoso, allora siamo già dall'altra parte con Ippoliti, è un 3 contro 2. Ippoliti allarga sulla sinistra. Il diagonale, non arriva però nessuno all'appuntamento con il pallone. Occasione che sfuma per la Roma. Solo Ippoliti in barriera per Minicucci. Rincorsa lunga di Malarbi. Malarbi col mancino, la botta, la parata pronta di Minicucci. Trapace, poi allarga sulla sinistra dove c'è Ippoliti. 1 contro 1 di Ippoliti. Si porta la palla sul mancino, Ippoliti dal limite. Il riflesso pronto di Pacifici a mandare in calcio d'angolo. Folchitto se ne va a Monteverde, poi la mette in mezzo, il salvataggio pronto di Pace. Poi ancora Viglietta, si prende tutto lo spazio che ha davanti a sé per scaricare, poi a Folchitto la conclusione, ci mette un piede il portiere. Vittadello, c'è spazio sulla destra, ottimo l'assist di Vittadello, torna sul mancino, la conclusione parata da Morabito. Ancora Vittadello, non preciso alla conclusione su questo tiro di Vittadello. Finisce il primo tempo, tanto equilibrio, tante occasioni da una parte e dall'altra. Per ora 0-0 alla Stella Azzurra. Con il Cresis in possesso palle con il punteggio di 0-0. Subito occasione però per il Cresis con Folchitto che non trova la porta di pochi centimetri. Il capitano a provare a trascinare in avanti i suoi. Ippoliti, 1 contro 1 di Ippoliti, il destro con i piedi, Pacifici a respingere la conclusione. Viglietta, Folchitto davanti a Corsi va da solo, deve uscire Minicucci, forse un contatto, non c'è fallo per l'arbitro, tutto regolare. Fischio dell'arbitro, può andare Viglietta, con il destro Viglietta, con i piedi a respingere Minicucci. Ancora Malarbi che sembra intenzionato ad andare sul tocco di Corsi probabilmente. Corsi la tocca. Malarbi! Il mancino forte e preciso del numero 10. La sblocca Jacopo Malarbi. 1-0 Cresis. Ancora Pace sul destro, la gira. Pace riceve dal limite, la conclusione del numero 10 che dà l'illusione del gol, è solo esterno della rete però. Controlla un pallone difficile, ancora Corsi, miracolosamente per Viglietta, 1 contro 1 col portiere. La conclusione sul fondo, che occasione, non la chiude però il Cresis. Intervento scorretto di Minicucci che era uscito per fermare Viglietta con un fallo secondo l'arbitro, allora rigore per il Cresis. Malarbi contro Minicucci, ancora Malarbi, 2-0, precisissimo da calcio da fermo. 2-0 Cresis. Ancora Malarbi che arriva a 4 gol stagionali. Ultimi 3 minuti tutti da vivere qui alla Stella Azzurra con la Roma che proverà il forcing finale ma deve stare attento alle ripartenze del Cresis con Folchitto che mette a terra Minicucci. Folchitto la chiude in contropiede, realizza il suo quinto gol stagionale. 3-0 Cresis. Ippoliti riceve e prova a liberare, provare a costruirsi lo spazio per il tiro con un 1-2. Ancora Ippoliti nel finale accorcia le distanze la Roma. Ha segnato Ippoliti, rende meno amaro il passivo. 1-3. Maglia bianca. Ora punizione per la Roma, la batte il numero 6, vediamo che soluzione adotterà. È un tiro in porta, salva Corsi sulla linea, manda in calcio d'angolo. Forse ultima occasione per la Roma. Ippoliti. Delfino già pronto in aria, riceve Delfino. 2-3 della Roma che rientra clamorosamente in partita nel finale. Solo un gol a dividere le due squadre. Accorcia le distanze Delfino.
Finale tutto da vivere adesso. Manca pochissimo, ma solo un gol tra le due squadre. Ora Folchitto. Folchitto! Il Crasis si riaccende nel finale, trascinato dal suo bomber, che riporta le distanze a 2. E sul gol di Folchitto l'arbitro sancisce anche la fine dell'incontro. Partita pazza alla Stella Azzurra. Dopo un primo tempo e metà della ripresa fermi sullo 0-0. 6 i gol realizzati, 4-2 del Crasis, che si porta a 7 punti in classifica e si rilancia nelle zone alte della classifica con una partita ancora da recuperare.